Allarme e siccità in queste ore il confronto tra Regione e Governo con le prime che chiedono la dichiarazione dello stato di emergenza. Si lavora all'ordinanza veneta. Nei primi 15 giorni di giugno è piovuto un terzo in meno della media degli altri anni. Tragedia a Fumane nel Veronese, 26enne imprenditore agricolo muore nel ribaltamento di un trattore a Legnago. Poco dopo un altro infortunio mortale, muore un operaio di 52 anni. Il caso di Chloe Bianco, inviata al Ministero dell'Istruzione la relazione sui fatti del 2015 a prepararla, la dirigente scolastica regionale che spiega non ci fu alcun demansionamento. Intanto la polemica politica entra anche a Palazzo Balbi, lapidario il governatore Zaia sulle parole dei giorni scorsi dell'assessore Donazzano. Terremoto politico a Mogliano, il sindaco Bortolato, 2 assessori e 5 consiglieri lasciano la Lega, l'accusa al partito non aver mai puntato sulla compagine amministrativa. Oggi a Cismon del Grappa è scattato il Bomba Day, l'ordigno bellico disinnescato portato a Rossano per il brillamento dell'evacuazione degli abitanti alla chiusura della Val Sugana. Esami di maturità per 37.000 studenti veneti. Domani la prima prova scritta. Il tema, dopo 2 anni di sospensione causa Covid, lo spettro del contagio pesa. Oro e record del mondo nella finale dei 100 metri d'orso ai mondiali di nuoto di Budapest. Ad aspettare il vicentino Thomas Ceccon. Per festeggiarlo sono in molti dai concittadini di Schio a Creazzo. TG Veneto, ben ritrovati, buonasera. Partiamo dall'allarme siccità con cui abbiamo scelto di aprire anche nella giornata di ieri, ma il problema è davvero grave. In queste ore il confronto fra Regione e Governo con le prime che chiedono la dichiarazione dello stato di emergenza. Non possiamo escludere razionamenti, dice il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Non credo sia da escludere. Può essere che se non c'è un'inversione di tendenza, se non piove, se non si caricano i bacini, questa è una delle ipotesi che può essere messa in pista. Certo, è emergenziale, sarà sicuramente uno degli ultimi strumenti da tenere in considerazione, ma credo non si possa escludere in questo momento. Non è quindi uno spauracchio, ma un'ipotesi concreta, quella del razionamento dell'acqua anche per le utenze private. Il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, lo dice chiaro e tondo: tanti primi cittadini nella Marca e non solo che stanno correndo ai ripari. Certo è che i sindaci si stanno attivando tutti con ordinanze per il contenimento del consumo dell'acqua, l'ho fatto anch'io a Castelfranco Veneto, limitando al solo uso domestico, niente sprechi, tutte insomma le indicazioni che arrivano in questa fase che veramente è un'emergenza che non abbiamo mai vissuto. Sindaci che guardano anche alla Regione, dove il presidente Luca Zaia ha confermato a metà mattina che si è al lavoro per un'ordinanza di carattere generale. Sta tentando di lavorare su questo fronte, l'ho già detto anche questa mattina in conferenza stampa, ed è esattamente quello che vogliamo fare. E questo mentre lo stesso Zaia, accanto agli altri governatori, è impegnato in una serie di incontri con il governo. Dove chiederemo lo stato di emergenza che ci serve per porre ancora una volta all'attenzione il tema che l'acqua prima di tutto deve avere un uso diciamo umano, cioè per i bisogni umani, secondo per l'agricoltura e solo in terza posizione per la produzione di energia elettrica. Molto preoccupato, anche perché è una siccità importante, di fatto in maniera copiosa non piove, non precipita da mesi, non ci sono precipitazioni e adesso c'è un meteo che ci fa ben sperare. Speriamo che l'arrivo della pioggia non ci porti anche qualche magagna di natura meteorologica. Questo nel giorno in cui la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato stato di grave pericolosità per incendi boschivi nelle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Basta un dato su tutti: nei primi 15 giorni di giugno sono caduti mediamente sul Veneto 33 mm di pioggia, molto al di sotto delle medie registrate tra il 1994 e il 2021 per l'intero mese, stimate in 97 mm, un terzo. Intanto si moltiplicano anche da parte di voi telespettatori le segnalazioni di dispersione idrica nelle tubature. Questa è la situazione in via Vivaldi a Castelfranco, visibile già da alcuni giorni. Tragedia sul lavoro, un giovane imprenditore agricolo di 26 anni, Marco Accordini, è morto questa mattina poco dopo le 8, schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un vigneto nell'azienda di famiglia.
a Mazzeruga di Fumane. Il giovane, figlio di Daniele Accordini, direttore della cantina sociale di Negrar, è stato travolto dal trattore che stava guidando, che si è ribaltato schiacciandolo. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 di Verona giunti sul posto con l'elicottero di rianimarlo. I vigili del fuoco, partiti da Bardolino e da Verona con 2 mezzi, tra cui un autogru, e 7 uomini, hanno lavorato imbragando e sollevando il mezzo agricolo per liberare il corpo del ragazzo. Ancora un incidente sul lavoro, un operaio di 52 anni è morto dopo essere stato travolto da una matassa di ferro che stava scaricando da un camion in un'azienda di Legnago. È rimasto schiacciato sotto il peso della matassa. I carabinieri di Legnago e gli ispettori dello Spisal dell'Ulse 9 Scaligera stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. E con la cronaca ora ci spostiamo a San Biagio di Callalta per tornare sulla tragedia sul Piave. I 2 fratelli di ieri di 14 e 18 anni che hanno perso la vita annegati nelle acque del fiume. A loro caro parla il papà che racconta: oggi il più grande avrebbe iniziato a lavorare. Non andavano da nessuna parte, andavano solo a giocare per fare quello che volevano fare. Quello più grande cominciava a lavorare oggi. Ha firmato il contratto ieri per cominciare a lavorare oggi. Bassiru era atteso al lavoro questa mattina. Oggi sarebbe stato il suo primo giorno in cantiere. Lo dice con orgoglio papà Abdullaye, che i suoi 2 figli, Bassiru e Fallù, li ha visti l'ultima volta uscire dalla loro abitazione di Sant'Andrea di Barbarana per andare a giocare in un caldo pomeriggio d'estate. Non vanno da nessuna parte, senza dirmi che papà dobbiamo andare a queste parti. Ieri sono usciti fuori quasi un'ora, sono andati verso le 5:30, dobbiamo andare a giocare ballone. In casa Bob, accanto a mamma Tal, ci sono le amiche, è un via vai anche di vicini di casa. In mattinata sono arrivati anche i loro coetanei che erano in acqua assieme a Bassiru e Fallù e al terzo fratello Saliù. Poi io ero con loro, non ho visto cosa è successo. Ma era la prima volta che facevate il bagno sul Piave? No, Quindi è un fiume che conoscete? era sempre tranquillo. Ci siamo spostati un attimo più in là, a nord, credo, e abbiamo sentito la corrente più forte, volevamo uscire ma la corrente ci tirava dentro. Poi Fallu, che era più piccolo, non riusciva a uscire. Lui l'aveva tirato ma si era abbassato un attimo, quindi credo che si fosse fatto male alla gamba o qualcosa del genere e la corrente l'ha ritirato dentro. Un fiume a loro caro, conosciuto fin da bambini, di cui non avevano compreso però la pericolosità. Nessuno di loro sapeva nuotare bene. Fanno vedere con orgoglio le foto dei ragazzi. Papà Bob parla di destino. Il suo obiettivo ora è pensare alla loro sepoltura in Senegal. I fratelli fanno più fatica, le parole escono a malapena. Loro erano gli unici che mi ascoltavano e scherzavano con me. E anche non... Gli vuoi bene? Sì. Non riesco ancora a crederci che sono morti. Sono nel cielo? Sì. Credo bene che sono in cielo perché sono i ragazzi molto straordinari. Facciamo un passo indietro con le immagini e la cronaca di quello che è accaduto ieri nel pomeriggio sul Piave. Ci sono lo strazio di un padre, l'amarezza dei soccorritori e lo shock di un'intera comunità di fronte a quei 2 corpi recuperati e portati a riva dopo essere stati trascinati dalla corrente. Doveva essere un pomeriggio di refrigerio, un semplice bagno rinfrescante in una delle giornate più calde dell'anno. Per Fallù, 14 anni, e Bassiru, 18, fratelli di origini senegalesi, si è trasformato in una tragedia senza senso. L'allarme scatta poco dopo le 6 di un pomeriggio torrido. A lanciarlo 3 ragazzi senegalesi. Aiuto, non vediamo più i nostri 2 amici, si sono tuffati nel Piave ma non sono più tornati su. La telefonata disperata agli operatori del SUEM 118, tra loro ci sono anche altri 2 fratelli dei giovani scomparsi. La mobilitazione è generale. Sul greto del Piave a Fagarè della Battaglia arrivano ambulanze, di soccorso, carabinieri, i vigili del fuoco, sia a terra che con elicottero. Inizia una perlustrazione dall'alto a scandagliare le acque del fiume, gli uomini del nucleo sommozzatori. Ogni secondo è prezioso, ma il tempo passa inesorabile.
Fallu e Bassirù vengono trovati a 1 chilometro di distanza dal posto dove si erano tuffati, ricomposti sulla riva, uno accanto all'altro, sono coperti con un lenzuolo bianco, impietriti gli altri 2 fratelli che con l'amico avevano lanciato l'allarme, mentre il padre non si dà pace. L'unico conforto arriva dai carabinieri, dagli operatori del soccorso e dalla comunità senegalese che si stringe attorno a questa famiglia dilaniata, residente da tempo a San Biagio di Callalta. Quando mi ha chiamato, perché io ho 2 figli nella loro età, quindi mi sono proprio preoccupata anche, no? Quindi ho fatto tutta questa strada per venire qua, per vedere. Proprio è male, sai, veramente è malissimo. Mi dispiace per i loro genitori, il loro papà, la loro mamma, cioè, a me mi dispiace, veramente mi dispiace. Da una prima ricostruzione sembra che Bassirù, il 18enne, si sia tuffato in acqua vedendo in difficoltà il fratello minore, un gesto di estrema generosità che non sorprende chi lo conosceva, e così su San Biagio di Callalta è calato il gelo in una fosa sera di inizio estate. Un incendio di notevoli proporzioni sta impegnando dal pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Verona. Nella zona di Parona, sobborgo tra il capoluogo Scaligero e la Val Policella. Sul posto si sono registrate anche delle esplosioni e un'alta colonna di fumo viene avvistata a chilometri di distanza, mentre la fuligine viene sospinta dal vento fino al quartiere di Borgo Trento, dove si trova anche l'ospedale. Nelle operazioni di spegnimento delle fiamme ha utilizzato anche un elicottero che pesca acqua dall'Adige. Vi terremo ovviamente aggiornati. Entriamo a scuola con il caso di Chloe Bianco, inviata al Ministero dell'Istruzione la relazione sui fatti del 2015. A prepararla proprio la dirigente scolastica regionale, che spiega non ci fu alcun demansionamento dell'insegnante. Intanto la polemica politica entra anche a Palazzo Balbi con il commento del governatore Zaia sulle parole dell'assessore Donazzano. Di certo per me non era un uomo vestito da donna, ma era una donna a tutti gli effetti, visto e considerato che tale si sentiva. E questo la pensa in maniera diversa rispetto al suo assessore? Ma guardi, questo è un altro tema, ma non è una contrapposizione. Cioè, penso che la Costituzione garantisca questi diritti, io mi fermo lì. Non è mai stato facile il rapporto tra il governatore Zaia e l'assessore Donazzan. Basti ricordare il caso di Faccetta Nera cantata alla radio e quel consiglio regionale bollente dedicato proprio alla vicenda che imbarazzò non poco il numero 1 di Palazzo Balbi. E l'ultimo capitolo di questo rapporto difficile ha un titolo preciso: Chloe Bianco. Dire di certo per me era una donna, non un uomo vestito da donna, è un chiaro riferimento alla definizione ribadita all'epoca e anche oggi dall'assessore all'istruzione di Fratelli d'Italia, con annesse polemiche. Ma sullo sfondo c'è ben altro. C'è una relazione cronologica degli eventi a partire dallo scoppio del caso nel 2015. Una relazione redatta dal dirigente scolastico regionale su richiesta del ministro dell'istruzione e che è appena terminata. Abbiamo mandato gli atti al Ministero e ovviamente il Ministro si farà l'idea. L'idea che mi sono fatta io è di assoluta correttezza di ciò che è stato fatto e soprattutto, questo ci tengo a dirlo, nessuno ha demansionato Chloe Bianco. Chloe Bianco fu sospesa per 3 giorni per essersi presentata vestita da donna senza un adeguato avviso e per lo scompiglio che generò. Insomma, non era in ballo il coming out, ma il modo in cui lo portò avanti. Su questo, e soprattutto sullo scompiglio e le reazioni che ne seguirono, le versioni discordano, ma in ogni caso il ricorso della prof fu rigettato dal giudice del lavoro. Può essere stato un colpo tale da farla entrare in una spirale negativa e indurla dopo anni al suicidio? Può essere, non lo sappiamo. Di certo, spiega Palumbo, non ci fu accanimento nei suoi confronti. Si trattava comunque di un supplente, di una supplente, che inserita sia nelle graduatorie del personale ITP, insegnanti tecnico-pratici, che nelle graduatorie degli assistenti amministrativi. Quindi semplicemente ha svolto supplenze nell'uno e nell'altro ruolo. Nessuno ha, dopo le sanzioni, messo questa signora in segreteria. Non esiste. Le polemiche nel frattempo non si fermano. Giovedì a Venezia è in programma una manifestazione di studenti. Nel mirino sempre l'assessore Donazzan. Ricordiamolo, c'è una persona che ha fatto una scelta così grave, no? E così dolorosissima, e quindi bisogna assolutamente avere rispetto per tutto il dolore e la sofferenza che ha portato a questa scelta, e quindi nessuno si può permettere di strumentalizzare
quello che è accaduto. Le proteste possono avere però un risvolto positivo, portare all'attenzione della classe politica, del Parlamento, queste questioni, rispetto alle quali forse la pubblica amministrazione, tutta, la scuola anche, ha bisogno di indicazioni, linee più certe. Terremoto politico a Mogliano Veneto. Nella giornata di oggi il sindaco Davide Bortolato, gli assessori Martina Cocito, Enrico Maria Pavani, consiglieri comunali Enrico Cerello, Edoardo Bison, Roberto Zanardo e Francesca Morè hanno lasciato il partito Lega per Salvini Premier e riconsegnato le tessere. L'accusa durissima alla dirigenza del partito è quella di non aver mai puntato su questa compagine amministrativa, quanto piuttosto su soggetti i cui comportamenti sono stati e sono tuttora discutibili e da cui tutti i componenti della maggioranza che amministra la città intendono prendere le distanze. Ad accendere la miccia è stata la nomina di un commissario, Alberto Gherardi, alla guida della sezione moglianese della Lega. Cismona del Grappa, oggi è scattato il Bomba Day, l'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, è stato prima disinnescato, poi portato a Rossano per il brillamento. Sono volute 7 lunghe ore per despolettare la bomba americana da 1000 libbre della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta a Cismona durante dei lavori di scavo. 7 ore durante le quali Old Lady ha tenuto con il fiato sospeso tutta la Val Brenta. All'opera per rendere innocuo il grosso ordigno bellico i militari dell'8° reggimento, genio guastatori paracadutisti della Folgore di Legnago. Siamo riusciti a eliminare il primo organo sensibile della parte posteriore, quindi di coda, e adesso da 10 minuti abbiamo terminato con il secondo intervento ancora più delicato per l'eliminazione del secondo organo sensibile di testa. Attivato il COC presso l'ex municipio di Vastagna, presente il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello assieme ai vertici provinciali delle forze dell'ordine. Si sta utilizzando un macchinario particolarmente complesso e delicato che si chiama Swordfish, che con un sistema di acqua a pressione miscelato a sabbia taglierà la parte antistante dell'ordigno, che peraltro è stato battezzato Old Lady, veramente in condizioni di vecchiaia evidente, e per despolettare appunto la parte anteriore, che era anche quella più ammalorata. L'ordigno all'interno ha 400 kg di esplosivo ad alto potenziale, quindi è una creatura nata per fare male e potenzialmente potrebbe farlo ancora, quindi c'è molta attenzione. Tutta la cittadinanza si è resa compartecipe dell'evento, quindi ha capito l'importanza di seguire le istruzioni che sono state date, e tutte le forze dell'ordine, la protezione civile, tutte le organizzazioni che sono state messe in campo stanno lavorando in maniera ottimale. A rallentare le operazioni di disinnesco a un certo punto della mattinata la presenza dentro l'area rossa di un residente che è stato prontamente allontanato dai militari. Nel pomeriggio poi le spolette sono state fatte brillare direttamente sul posto a Cismona, mentre Old Lady ha viaggiato lungo la Valsugana fino a raggiungere la cava di Cavico a Rossano Veneto per il brillamento. Queste dunque le operazioni di disinnesco, ma torniamo in Val Brenta per vedere come è stata vissuta questa giornata dei residenti. È stata una giornata particolare, da parte mia spettacale, perché ovviamente nel momento in cui stamattina siamo andati a verificare che sia stata eseguita tutta l'ordinanza, vedere il paese vuoto così fa sempre una certa impressione. Il lungo giorno della bomba, il Bomba Day, è arrivato. Questa mattina Cismone è stato completamente evacuato. Paese svuotato, bloccata l'erogazione di luce e gas, 650 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Ho preparato la casa secondo le regole che mi hanno dettato quelli della protezione civile. Quindi chiuso i balconi, aperte le finestre, chiuse le porte, tutto come da istruzione. La maggior parte ha trovato ospitalità da familiari o amici. Alcuni anziani sono stati portati nella casa di riposo di Vastagna. Ha dovuto lasciare casa stamattina? Sì, con grande dispiacere. Siamo venuti giù con l'autoambulanza perché purtroppo siamo invalidi tutti e due. Speriamo che si liberi tutto. E che vada tutto bene. Speravamo che fosse una cosa più
più leggera e più svelta anche, invece dalle 7:30 stamattina che siamo qua. Sono venuto giù con una macchina di 2 signori, 2 poliziotti e mi hanno portato qua. Stop alla circolazione stradale lungo la statale 47 Valsugana, sentieri e ciclabile off limits, vietato il sorvolo dell'area. Qui siamo all'altezza del ponte di Campolongo. Chiuso per disinnesco bomba ancora per qualche ora e deve trovare un percorso alternativo. Va bene? Attraversi pure il ponte. Grazie. Buona giornata. Ci consentono di andare avanti lungo una strada insolitamente deserta. Incrociamo soltanto mezzi delle forze dell'ordine e dell'esercito. Siamo all'altezza di San Marino, come potete vedere la strada statale Valsugana è praticamente deserta, questo è l'ultimo sbarramento, da qui non si può più andare avanti, bisogna per forza tornare indietro, quindi tornare verso Bassano. Insomma, la signora della Valsugana oggi è lei, la bomba da 1000 libbre. Detta a tutti tempi e ritmi di questa lunga giornata. Esame di maturità prima prova per 37.000 studenti in Veneto, problemi anche legati a contagi da Covid, soprattutto per i commissari. Vediamo come va a Padova. Sono oltre 7.000 gli studenti padovani pronti a tornare tra i banchi di scuola domani per la maturità, che torna nella sua forma tradizionale con 2 prove scritte e poi l'orale. Il 47% dei maturandi arriva dai licei, il 40% dagli istituti tecnici e il 13% da quelli professionali. Gli studenti sono emozionati e anche un po' preoccupati perché dopo 2 anni stare a scuola tutte queste ore con le incertezze fino all'altro giorno, mascherina sì, mascherina no, distanziamento, come saranno i compiti, non è facile. Credo che però la preoccupazione maggiore ce l'abbiano per quanto riguarda la seconda prova che i professori nelle commissioni stanno preparando fra ieri e oggi e quindi non sanno bene su cosa verterà la prova della seconda giornata. In queste ore ovviamente c'è il toto scommesse sulle tracce per il tema della prima prova. Pandemia e trentennale della morte dei giudici Falcone e Borsellino sono dati tra i più quotati. Notte prima degli esami segnate dalla tradizionale ansia a cui si aggiunge la preoccupazione per il Covid, soprattutto tra i professori delle commissioni. Già 3 presidenti hanno comunicato nelle scorse ore la loro positività al virus. In molte commissioni che sono riunite ieri già mancava qualche commissario, nella mia per esempio se ne è ammalato uno ieri, quindi c'è il problema della sostituzione. Per quanto riguarda i ragazzi dipende da quando cade la positività. Se devono rifare le prove scritte e le prove orali sono già state indicate le date per le supplettive per il 6 e il 7 luglio. Se succede a metà fra gli iscritti e gli orali hanno anche la possibilità di fare l'orale da casa. Per gli studenti la mascherina, secondo l'ultima circolare del Ministero, non sarà obbligatoria. Oro e record del mondo nella finale dei 100 metri d'orso ai mondiali di nuoto di Budapest. Ad attendere il vicentino Thomas Ceccon per festeggiarlo in tanti, dai concittadini di Schio a Creazzo, dove è cresciuto sportivamente. Piovono complimenti per il campione vicentino che ieri ha trionfato nei 100 metri d'orso ai mondiali di nuoto a Budapest. Oro che segna il record del mondo nella specialità e che non è solo italiano ma vicentino. Il 21enne scatena un moto di orgoglio che parte dal territorio e non solo dalla sua città natale Schio, ma dalla città che lo ha adottato sportivamente parlando, Creazzo, piscina dove il campione si è formato atleticamente. Tutta la comunità di Creazzo ieri, sentendo la bella notizia di Ceccon, è esultata di gioia. Io come sindaco, a nome di tutta l'amministrazione, non posso dire altro che siamo veramente lieti e onorati di avere un grande campione che ha dato sempre il meglio di se stesso, allenandosi nella nostra piscina di Creazzo. Qui lo vedete al ritorno da Tokyo la scorsa estate, dove aveva guadagnato 2 medaglie olimpiche e dove agli impianti natatori della Leosport era stato accolto con l'entusiasmo del caso e dove l'invito di giovani atleti e tifosi è ovviamente rinnovato per festeggiare la nuova impresa.
Con queste immagini ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano sempre ben saldo sul nostro territorio, caldo e bel tempo, solo con qualche disturbo in montagna. Vediamo il dettaglio di mercoledì 22 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio maggiori addensamenti sui rilievi dove, come detto, saranno possibili anche dei rovesci. Temperature sostanzialmente stazionarie o in lieve e locale calo, minime tra 19 e 25 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, nubi sparse, specie sulle zone montane dove non si escludono nel pomeriggio dei temporali. Temperature minime tra 20 e 26 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto lo scenario, avremo qualche acquazzone sui settori più settentrionali, per il resto bel tempo. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.